Compro Siciliano Live, buongiorno, bentrovati a tutti quanti, siamo pronti per una nuova puntata, una puntata durante la quale scopriremo come sempre eccellenze del nostro territorio, protagonisti, aziende, diamo un volto a tutte le singole realtà che potete trovare e scoprire attraverso tutti quelli che sono gli strumenti messi a disposizione ormai da un anno da Io Compro Siciliano. Allora iniziamo subito e invito il nostro regista a far entrare in questo salotto virtuale di Io Compro Siciliano Saro Lodico. Benvenuto Buongiorno a tutti, Saro. buongiorno. Saro rappresenta l'azienda agricola Agroverdi, quindi ci troviamo in questo momento nel cuore delle Madonie, giusto? Esatto, sì. Un'azienda agricola che si trova in una zona meravigliosa, proprio nel cuore della nostra Sicilia. Parliamo di circa 90 ettari destinati alla coltivazione di cereali, ma anche all'allevamento. È una realtà bellissima che la tua famiglia segue con grande attenzione. Sì, quello sì. È un allevamento di bovini e di suini. Abbiamo chiuso la filiera, li alleviamo e poi li commercializziamo. Eh sì, perché qui seguite tutto il percorso. Ora andiamo raccontando piano piano appunto che voi seguite queste bestie nell'allevamento, trattandoli con cura e poi parleremo anche della macelleria a Borgo Verdi. Ma partiamo prima appunto dalla fase iniziale, perché quando si parla di allevamento si può parlare di realtà completamente diverse. In questo caso voi mettete una grande cura, una grande attenzione. Sì, quella è la base di tutto, quella è la base essenziale, sia per i bovini che per i suini. I bovini sono allo stato brado, i suini a semi-brado, perché non possono stare tutto l'anno, diciamo, fuori. La nostra cosa principalmente è ci stiamo tantissimo attenti al benessere animale, perché è giusto che sia così. Quello che puntiamo noi è allevare, crescere un prodotto che sia salubre, che sia quanto più, diciamo, come si allevava una volta tutti i vari allenamenti senza nessun'altra procedura. Ecco, questa è una cosa importantissima perché alla fine i nostri nonni sapevano come rispettare sia la natura, penso ai campi, penso al momento della coltivazione rispettando dei tempi specifici, sia nella gestione appunto degli allevamenti animali e poi però nel tempo per fare tanto e più in fretta sono cambiate determinate dinamiche, invece ritornare alle conoscenze antiche è un modo di garantire sia il benessere, appunto, in questo caso parliamo anche degli animali, ma poi il prodotto finale, perché la differenza si sente, questo è quello che dobbiamo dire. Certo, sì. Naturalmente se ipotesi un pollo, un coniglio, un maiale ci vuole i suoi tempi di crescita, è inutile fare abbattere questi tempi per andare a proporre un tipo di carne che poi non è, come dice lei, dei tempi. A me capita spesso chi è che ha assaggiato la carne e mi dice finalmente ho trovato il gusto di una volta della carne. Perciò i clienti che vengono da Palermo, da Catania, che si spostano per venire, fanno tanti chilometri, hanno capito la qualità della carne che è veramente non per vanto, però è No, così. no, facciamo vedere anche un po' questa realtà. Abbiamo un video che ci porta all'interno di Agroverdi, vediamolo insieme. Sì. Abbiamo visto anche il piccolo Francesco Sì. che impara anche quello che diventerà poi, speriamo, anche il suo di lavoro. Allora, da un lato glielo spero, dall'altro lato no, però dico, sono cose che vengono così. Allora, mio figlio mi vorrebbe seguire sempre. A volte quando io vado dai maiali a darci a mangiare, viene con me, viene in mezzo agli animali con me, cioè se non ha paura di niente. Poi mi chiede, dice, chissà se posso fare, papà, ci posso venire solo quando sono grande? Ci ho detto assolutamente sì. Perciò per questo ti dico, gli animali sia del benessere, sia che conoscono la persona, sia un bambino piccolo in mezzo a 10-12 maiali,
non ha paura né lui e neanche i maiali sono sorpresi di questa figura. Per questo dico, è un tutt'uno con l'uomo e gli animali. Questo è importantissimo. Tra l'altro dicevi dare a mangiare, cioè anche avete un'alimentazione studiata, specifica, e a volte anche i mangimi li producete voi stessi per gli Sì, animali dei sì, vostri sì, sì. allevamenti? Allora, la maggior parte sono di nostra produzione, tipo, che ne so, grano, orzo, fave, però purtroppo alcune cose per essere un'alimentazione bilanciata ci vogliono delle altre materie prime, come per esempio soia, mais, queste cose qua, queste li dobbiamo comprare, però per la maggior parte li coltivo io direttamente in azienda, come i foraggi per le mucche li coltivo pure io. Perciò sono tutte cose, si può dire veramente a chilometro zero, cioè dall'alimentazione dell'animale al prodotto finito della carne, veramente tutto proprio a chilometro zero, diciamo. Adesso il punto però è uno, che capisci bene che quando è passato da poco mezzogiorno e tutti quanti abbiamo già un languorino importante nello stomaco, noi pensiamo Eh, a quello che mangiano le mucche e i polli e la gente dice: e noi che mangiamo? Noi andiamo in quella che è una frazione di Petralia Soprana che si chiama Borgoverdi, lì troviamo la macelleria di Agroverdi ed è lì che scopriamo poi come si trasformano queste carni, fate anche i salumi voi. Sì, non tantissimi perché non usando conservanti non posso fare grosse cose, diciamo di grosse pezzature, però dai salumi, le fese, la fesa di maiale, l'onza, pancetta, queste cose qui li produco, cioè li faccio perché ripeto, io non uso né conservanti, non uso proprio una tradizione antica per come si faceva una volta e la salsiccia appesa, diciamo noi, nella soffitta, nel travo, che asciugava così normalmente. Naturalmente ora non è così perché ci vuole lo stagionello, ci vuole, Certo. però voglio dire, la tradizione è sempre quella, il prodotto è quello, tipo che eh, si faceva una volta. Ma se, per esempio, dopo questo collegamento la gente viene a trovarti a Petralia Soprana, quali sono i primi due prodotti da assaggiare, dove si sente veramente tutta la naturalezza dei tuoi prodotti? La cosa immediata è sempre la salsiccia, quella secca, Sì? pancetta, lonza, queste cose qua, su due piedi, perché è il tempo di affettare e fare assaggiare. Però naturalmente tutta la carne. Principalmente, guarda, io punto sempre, lo dico, se non di cognome, lo dico nel senso, eh, il maiale e il forte perché qui pure sulle Alte Madonie carne di bovino se ne trova pure buono, allevato, diciamo, nelle zone, ce n'è. Però come suino non ci sono allevamenti proprio, capito? Ce n'è pochissimi. E ripeto, chi è che assaggia il maiale ritorna nuovamente soltanto appositamente per il maiale perché hanno trovato la differenza con quelle che c'è in commercio. Leggiamo un paio di messaggini prima di salutarci. Intanto salutiamo John che ci scrive da New York, dice buongiorno al tuo ospite e a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Serena Ariela che dice complimenti. Ancora vediamo Luca Leonardi che garantisce tutto naturale al 100%. Ed ecco qui salutiamo anche Maurizio Tuminia che ci dà il buongiorno. Insomma, sono tanti che stanno seguendo questa diretta e invito te, Saro, che sicuramente l'avrai fatto, ma invito anche tutti coloro che ci seguono a condividere questi appuntamenti di Io Compro Siciliano Live per fare conoscere a tutti quanti le belle realtà come quella di Agroverde e di Saro Lidico che abbiamo appena presentato. Grazie Saro e buon lavoro. Sicuramente. Grazie a La voi, prossima volta grazie. che ci vediamo un po' di salsiccia, per A favore. disposizione. Prego. Ciao Saro. Buona giornata, grazie ancora. Grazie. Allora, è stata studiata bene questa puntata, ringrazio anche Marzia, perché l'ordine di tutto questo non è casuale. Ora, immaginiamoci, fra una mezz'oretta, per chi inizia a mangiare presto, fra un'oretta magari un po' per tutti, a tavola, quest'oggi saltiamo la pasta, saltiamo il primo, ci siamo dedicati al secondo, quindi salsiccia, abbiamo mangiato un po' di carne, di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno sicuramente di un liquore, di un distillato, qualcosa a fine pasto che ci permetta di assolutamente rendere il tutto perfetto. Questo per dirvi che diamo il benvenuto a Katia Consentino. Ciao Ciao Katia, giardini Eliana, grazie mille di questa opportunità, è sempre un piacere.
Anche per noi, il piacere è soprattutto nostro, sì, sì, che abbiamo l'acquolina in bocca, poi su questo non c'è dubbio. Giardini d'amore, già con un nome così avete detto tutto. Sì, noi siamo un piccolo laboratorio di produzione di liquori a Roccalumera, in provincia di Messina, quindi vicino a pochi chilometri da Taormina, vista mare. E abbiamo rilevato questo piccolo laboratorio da un signore che già faceva i liquori e poi abbiamo provato, insomma, grazie anche ai 6 mesi trascorsi con lui per imparare le ricette, a dare il nostro valore aggiunto. Quindi abbiamo un pochino rivoluzionato il suo modo di lavorare e poi abbiamo cercato di portare anche in questo settore, come dicevamo prima, partire dalla tradizione ma poi cercare di innovare e riportare qualità e bellezza all'interno del settore della liquoristica. Tra l'altro, devo dirlo, tu devi sapere che tutto ciò che viene detto fuori onda a qualcuno che fa il mio mestiere diventa spunto da raccontare. Spero non sia un problema dire che prima di collegarci Cata ci ha chiesto ma esattamente quanto dura il collegamento perché ho sopra la liquirizia. Ora può capitare ai comuni mortali di dire o sulla salsa o sullo spezzatino, ma la liquirizia no, che ci fai con la liquirizia? Noi produciamo uno dei nostri liquori alla liquirizia. In questo caso si tratta di una materia prima non siciliana, quindi è una delle poche insieme alla cannella che non sono di origine siciliana. Utilizziamo la liquirizia purissima proveniente dalla Calabria, perché in Calabria insomma c'è la produzione di liquirizia di più alta qualità in Italia anche a livello quantitativo, quindi ci dedichiamo non solo alle materie prime siciliane, ma insomma cerchiamo di portare avanti quelle che sono le eccellenze italiane anche. E quindi sì, siamo un piccolo laboratorio, cerchiamo di essere sempre in fermento e quindi sì, in questo momento è un momento di produzione. Speriamo che il mercato comunque si risvegli un pochino dopo questo periodo. Noi cerchiamo sempre di dare il nostro meglio. Anche perché i vostri prodotti penso si sposino bene anche per essere consumati, per essere gustati in compagnia, quindi il fatto di avere avuto queste riunioni ovviamente giustamente limitate per far fronte alla pandemia, però ci ha tolto anche la soddisfazione di goderci un bel pasto insieme e di goderci anche un buon bicchierino insieme. Purtroppo sì, noi sicuramente vendiamo e regaliamo un momento conviviale, quindi siamo all'interno del pasto, poi i nostri liquori vengono utilizzati sia come fine pasto sia nei cocktail bar, quindi con i cocktail, quindi qualcuno magari con i nostri liquori in questo periodo di pandemia si è cimentato a realizzare delle ricette di drink fatti a casa, insomma è sempre un momento di convivialità in cui si rimane insieme, quindi speriamo di aver allietato comunque nel nostro piccolo anche qualche casa italiana. Ma infatti, quindi se c'è gente che vuole cimentarsi in queste sperimentazioni, io lo dico sempre, ogni tanto un hashtag, condividere queste situazioni, citando anche Io Compro Siciliano, citando Giardini d'Amore, tra l'altro ricordiamo, l'azienda è associata al nostro portale, quindi i tuoi prodotti, Katia, sono acquistabili proprio su iocomprosiciliano.com. Prima avevi mai avuto la possibilità di andare così in giro per il mondo con le tue realizzazioni? Allora, noi siamo un brand, noi ovviamente abbiamo la nostra radice in Sicilia, però abbiamo tentato comunque di lanciare il brand a livello nazionale, quindi sicuramente ora siamo accreditati in tutta Italia, sicuramente in tutti, diciamo, alcuni tra i migliori hotel, ristoranti e cocktail bar d'Italia. Abbiamo fatto questa scelta perché spesso, e infatti per questo sono molto felice e sin da subito ho supportato il progetto di Io Compro Siciliano, perché spesso noi purtroppo magari apprezziamo più o tendiamo a conoscere di più le cose fuori dalla nostra regione, dal nostro territorio, anziché le cose che abbiamo vicino casa. E quindi anche la decisione strategica di Giardini d'Amore è stata quella di
di lanciare il nostro brand a Milano e a Roma, anche perché comunque c'è tanta stampa di settore in queste città, quindi questo ci ha dato la possibilità poi di farci conoscere a livello nazionale. Dopo aver fatto questo processo siamo riusciti anche a vendere più facilmente in Sicilia. Sembra strano, però purtroppo è così, quindi ci conosciamo, lo sappiamo che siamo così. L'essere bevuti tanto a Milano sembrava comunque un valore aggiunto, invece insomma dell'essere una realtà del territorio che investe qui, insomma, fatta da giovani, anche perché ora mi piace citarlo, io sono una dei 3 soci di Giardini d'Amore, e insieme a Emanuela Russo e Giuseppe Piccolo, e il tutto nasce veramente dal territorio, perché l'idea iniziale della nostra azienda era quella di trasformare i prodotti agricoli che Giuseppe produce nella sua azienda agricola, perché lui ha 2 aziende appunto, quindi sia la parte diciamo di produzione di materia prima sia il liquorificio con noi. Quindi è un lavoro che stiamo facendo anche a livello territoriale di rivalutazione perché comunque, per chi non conosce diciamo i giardini e la campagna della provincia di Messina è tutta fatta a terrazzamenti, come in Liguria ad esempio, per cui coltivare queste terre significa anche valorizzarle, non farle desertificare, mantenere su queste montagne, perché grazie ai terrazzamenti comunque ovviamente noi purtroppo in questa zona siamo stati soggetti anche a diverse frane negli anni, anzi purtroppo anche con vari morti e stragi di paesi qua vicino, per cui nel nostro piccolo, ripeto, è comunque anche una forma di tutela del territorio. Katia, puoi farmi vedere alcune delle boccette che vedo dietro di te? Perché poi la cosa, oltre che essere buonissimi, sono anche belli da vedere i liquori, perché avete un'attenzione, una cura anche del confezionamento che li rende veramente accattivanti. C'è sempre un profumo. Sì, perché questa era l'idea iniziale, cioè ci è stato chiesto come vedete il vostro liquore, noi abbiamo pensato al profumo. Quindi questo è il liquore al finocchietto selvatico ed è la bottiglia diciamo standard della nostra linea, quindi questa quadrata con il tappo a vetro. Poi c'è la nuova nata in famiglia che è FAM, ed è una bottiglia invece allungata, che cerca di ricordare un po' il corpo di una donna, perché noi insomma essendo 2 donne in azienda abbiamo una spiccata sensibilità femminile, quindi mi fa piacere. Che gusto era quella bottiglia? Questo è mandarino. Lo abbiamo dedicato alle donne perché secondo noi il mandarino comunque è l'agrume più femminile tra tutti, nel senso che è il più dolce, però all'interno, essendo un agrume, ha varie sfaccettature che ci hanno ricordato un pochino la donna. Insomma, siamo non è che ogni tanto un po' a Civelle, se vogliamo, ogni tanto un po' a Stringhe. Non volevo dirlo, però dipende dai giorni. Esatto. Ma invece i limoni interdonato, i GP, cosa ci fate con questi limoni? Allora, facciamo uno dei nostri liquori sicuramente di punta, perché noi produciamo come materia prima nelle campagne di Giuseppe il finocchietto selvatico, il fico d'India, il mandarino e appunto questo limone. Praticamente questo limone è molto particolare perché intanto appunto, come dicevi tu, è un IGP che è coltivato solo nella costa ionica messinese, da Giardini Naxos più o meno Taormina fino a Messina, ed è un innesto tra un limone e un cedro su una pianta di arancia amara, e quindi è molto più delicato, ha degli oli essenziali molto profumati, ma ha un contenuto di acido citrico inferiore rispetto ai tradizionali limoni, quindi è molto versatile, utilizzabile da mangiare per la pasticceria, per la liquoristica. Bellissimo. Abbiamo anche per te un contributo da vedere insieme, quindi vediamo attraverso questa diretta di Io Compro Siciliano Live Giardini d'Amore.
Colori e forme che conquistano già gli occhi, quindi immaginiamo poi il palato. So che tutti quanti stanno guardando e dicono mamma mia che buono. Vi ricordo che attraverso iocomprosiciliano.com potete acquistare questi prodotti e vi arriveranno comodamente a casa, quindi ci sarà poi soltanto da stappare e sorseggiare. Chiedo anche a te la stessa cosa che ho chiesto poco fa a Saro. Per iniziare, per scoprire i tuoi prodotti, secondo te quale sarebbe il primo da acquistare? Allora, nel nostro caso dipende un po' anche dal gusto e dal palato, perché noi abbiamo, oltre i 4 già citati, anche la liquirizia, la cannella, la crema di mandorla e la crema di pistacchio. Ognuno ha sicuramente un'identità molto diversa, quindi dipende un po' dai gusti personali. Sicuramente il limone e il finocchietto selvatico sono quelli che riscuotono più successo perché sono più trasversali, quindi però già da questi si riesce a capire un po' la differenza anche di produzione rispetto ai tradizionali liquori nel mercato. Poi per esempio le creme invece sono un po' più dolci, sono quasi da sostituzione anche di un dolcino a fine pasto, per cui sono tutti buoni. Poi il tuo preferito qual è, dai? Il mio è la liquirizia. Ah, ecco perché ci stai, come hai detto, te la coccoli questa liquirizia. Ci sto particolarmente attenta. Sì. Sì, perché mi piace davvero tantissimo. Ecco, la liquirizia e la cannella sono dei gusti molto particolari, sono insomma, o si amano o si odiano, per cui io le amo tanto entrambe, quindi, però ecco, sono un po' più particolari. Bellissimo. Vediamo anche qualche messaggio, leggiamo insieme qualche messaggio prima di salutarci. C'è Vincenzo Spinelli che dice oggi grandi sapori e prodotti siciliani. Hai ragione Vincenzo, però come sempre Michele Rivolzi dice viva la Sicilia ma soprattutto i prodotti siciliani, e io metto anche gli imprenditori siciliani. John Blandi dice il nonno di mia moglie veniva da Roccalumera. Oh, vedi, qua abbiamo questi incontri dagli Stati Uniti che arrivano fino a qui da noi in Sicilia. Katia, proverò i tuoi prodotti, ci scrive Michele, e noi siamo curiosi, quindi dateci anche dei feedback. Luca Leonardi ha una domanda specifica: come viene fatto il vostro liquore al mandarino? Ora però se Katia ci dà la ricetta, poi che cosa facciamo? Attenzione. No, vabbè, le nostre ricette diciamo sono tra virgolette ricette tradizionali, quindi non abbiamo delle differenze di produzione rispetto magari alla ricetta fatta a casa, però sono tante volte insomma i nostri clienti dicono li facciamo anche noi. Il liquore al mandarino è molto la differenza è che ovviamente poi per venderli nel mercato, nel grande mercato, quello che per questo dico, cioè, stiamo cercando anche di rivalutare questo prodotto, perché invece nel grande mercato è difficile trovare qualcuno che ancora sbuccia a mano i mandarini o i limoni o seleziona le fogliette e gli steli del finocchietto selvatico. Il mandarino è molto complicato, forse uno dei più complicati liquori che abbiamo, perché viene sbucciato a mano, quindi viene tolta la parte diciamo della buccia, e delicatamente con un coltellino con la lama in ceramica viene tolto tutto l'albedo, ovviamente in modo molto delicato, perché il mandarino tende, lo sappiamo, appena lo tocchiamo già abbiamo tutte le mani profumate di oli essenziali, quindi deve essere fatto in modo molto gentile per evitare di disperdere questi oli essenziali. E quindi queste bucce vengono messe in infusione nell'alcol puro, e poi noi utilizziamo solo zucchero di canna per le nostre produzioni, quindi nel caso del mandarino zucchero di canna un po' più raffinato per una questione di colore, e viene miscelato insomma lo zucchero e all'acqua per arrivare alla gradazione alcolica che abbiamo desiderato. Ecco, quindi accontentati anche per quanto riguarda la ricetta, però a questo punto dovrebbe partire anche la sfida, ma io mi fido di Giardini d'Amore, preferisco piuttosto che cimentarmi io nella preparazione, provare i prodotti di Katia Consentino, e ve lo consiglio perché, come ci diceva prima, in tutta Italia e non solo già hanno testato, apprezzato questi prodotti. È giunto il momento che i siciliani possano godere delle meraviglie che arrivano dalla propria stessa terra, e che poi
investitori, cioè imprenditori che hanno scelto di investire nel territorio, come Katia e come i suoi soci e come tutte le realtà che raccontiamo con Io Compro Siciliano, riescono a trasformare in questi prodotti buonissimi e bellissimi. Grazie Katia Consentino per essere stata qui con noi a Io Compro Siciliano Live, e ci rivedremo presto sicuramente. Grazie mille a te Eliana e a tutto lo staff di Io Compro Siciliano. Io ringrazio anche Paolo Gatto per la regia di questo appuntamento, tutti voi per averci seguiti. Condividete Io Compro Siciliano Live, vi ricordo alle 18 poi ci sarà pomeriggio special con Cristina Ruffino, insomma seguiteci sempre con Io Compro Siciliano.